Benvenuti alla Biblioteca Comunale di Ravanusa. Vi accolgo, sono il direttore Andrea Tricoli per l'ACAMS, del Centro Musicale, e oggi instauriamo questo bellissimo sodalizio con tutte le associazioni presenti e quelli che verranno più avanti. Oggi è una giornata un po' speciale, un po' particolare. Uno perché c'è il Mandorlo in Fiore ad Agrigento, che è un evento importantissimo ed eclatante. Però noi non potevamo perdere l'occasione di essere oggi qui per questa giornata speciale dedicata alla solidarietà, proprio giornata della solidarietà e del volontariato. Abbiamo voluto istituirla insieme a tutti i partner, a tutte le associazioni di volontariato che hanno voluto collaborare in questo progetto, ma soprattutto questo evento nasce grazie alla San Giovanni Onlus. Un applauso a loro, in cui ci ha voluto partner in questo progetto grazie al centro di musicoterapia presente a Ravanusa. E grazie al centro di musicoterapia della sezione sociale dell'ACAMS si è instaurato questo progetto in cui si vede loro protagonisti e noi di occuparci della logistica. Cercheremo di fare il nostro meglio in questa mattinata che sarà molto veloce, cercheremo di andare molto velocemente. Io vorrei iniziarla con una band speciale, una band meravigliosa che ci è venuta a trovare da Favara, e vorrei iniziare con loro e magari presentarli dopo. Io vorrei un applauso per loro, per i Free to Fly. Prego. Ehi. Prova, si è a posto. Ok, buongiorno a tutti. Allora noi non facciamo tante chiacchiere, iniziamo subito. Se Alfonso si decide. Sono pronto. Buono. C'era una volta, c'era, e ora non c'è più. Dimmi chi è chi c'era, e ora non c'è più. C'era una volta un sito, una zita, e a passatetta una canniletta, con il rimola, cannila passa, ora ripanto sono sempre chiozza. C'era una volta a bella stagione, a primavera spugiavano i fiori, ora in stagione sono tutti canciati, non spunta fiori, manco in estate. C'era una volta, c'era, ora non c'è più. Dimmi chi è chi c'era, ora non c'è più. C'era una volta, c'era, ora non c'è più. Dimmi chi è chi c'era, ora non c'è più. C'era una volta un partito fascista, c'era la destra e c'era la sinistra, ora invece non si capisce più niente, pensano solo a come fottere a gente. C'era una volta a processione, tutti credevano a una religione, ora invece religione su tanti, con grida la Madonna e manco i santi. Tutti c'era una volta, c'era, ora non c'è più. Dimmi chi è chi
c'era, ora non c'è più. C'era una volta, c'era e ora non c'è più. Dimmi chi è chi c'era e ora non c'è più. c'era e ora non c'è più. C'era e ora non c'è più. Buono! Allora, questo è un pezzo scritto di un grande amico di Favara, Massimo Stuto, che noi gli abbiamo rubato e che non lo canta molto bene. Allora, adesso tocca a Rosario, facciamo un pezzo un pochettino più conosciuto e nello stesso tempo più emozionante. Respirerò l'odore dei granai e pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai, i miei occhi si chiariranno, fioreranno mai. Impareremo a camminare per mano insieme a camminare. Domenica, e francese. Aspetterò che avranno vinai, più grande ti sembrerò, più grande sarai. Nuove distanze ci ne avvicineranno, di un lato di un cielo diamante non se lo ci vedranno. Passare insieme soldati e spose, seguirti, ballare in piano incontro luce, moltiplicare la nostra voce, passare in pace soldati e spose. Domenica.
Grazie Ravanusa, Antonio, amore più nel mondo, anche Marisa, anche Gaetano, un grande chitarrista, famoso. Anche Massimo è un bravo ragazzo. Bravissimi. Grazie, I Massimo. Fly, bravissimi. Grazie a Rosario, molto, Grazie. ma molto emozionante. Avremo Ogni modo volta di la sua presentarli più avanti, quindi vedremo in corso della giornata. Ok, prendete posto, nel frattempo prego di far accomodare i responsabili delle associazioni per quanto riguarda Sergio Rosso, Gaetano Bosio, la dottoressa e la direttrice Elena Russo, il presidente sbandieratori Pietro Nigro, a prendere posto l'assessore Gianfilippo Lombardo. Dottoressa, lo so che lei preferisce stare in anonimato, prendi posto magari dall'altra parte. Il responsabile Tonino Sutera. Chi non ho chiamato? L'assessore Sciandrone è arrivata? No. Attendiamo il sindaco. Se abbiamo la fortuna, l'onore di avere il nostro assessorone. Prego, dottoressa. Io sono messo in una posizione alquanto scomoda. Bene. Sì. Sì, io inviterei subito a un momento culturale grande. Abbiamo la fortuna di avere con noi il professore Filippo Tornambè, che per una esigenza particolare giornaliera espressa già a tempo dovuto ci delizierà con una poesia fantastica. E vorrei farla adesso questa pausa col professore Tornambè, se per voi non è un problema, così rendiamo libero dei suoi impegni. Grazie professore Tornambè, prego, un microfono professore Tornambè e un leggio. Quale usiamo? Questo? Apriamocelo. Sì, prego, sì, provi subito. Pronto? Va bene. Allora, 2 parole. Visto che è festa della solidarietà, mi sono detto, ma si è solidari solo se si ha una visione particolare dell'uomo, perché se non si ha questa visione si può andare ad una concezione terribile. Vedi per esempio una concezione di purificazione della razza, oppure all'altra opzione, gelida indifferenza. Non si scappa, la logica è logica. E allora mi sono detto, io avevo tanti anni fa una poesia, ve la leggo, ve la spiego velocemente, però vi vorrei proprio dire che se voi non aveste una concezione dell'uomo che sempre è uomo, malgrado tutto, la diversità di tanti tipi, è sociologica o biologica, se non aveste questa concezione sottostante, un rapporto sottostante, voi non vi mobilitereste in iniziative di solidarietà. Leggo la poesia, ve la spiego e vi saluto affettuosamente e con tutto il rispetto per gente che si occupa attivamente di contro a gente come me che si limita a stare a tavolino e a scrivere. Grazie. La poesia è chiaro, è senza d'uomo. Che caspita è st'uomo? Anche lo killer e lo delinquente. Tu sei sempre uomo dolce e povero. Ci vuole coraggio di dirlo per il killer, no? Eppure l'amma a dire. Midollo traversato da vene di innocenza. Ma come? Lo filibustiere? Sì, sutta sutta. Tu sei sempre vento di gioia che corre tra rupi di sangue.
chi ammazza prova piacere, non dimentichiamolo. Chi con una telefonata annulla una sorte d'uomo ordinando mafiosamente l'eliminazione prova piacere, non dimentichiamolo. E ci sono vene sotterranee in ciascuno di noi in cui, senza che ce ne accorgiamo, noi acconsentiamo subdolamente a queste terribili tempeste di sangue. Tu sei sempre tenue, suavissima mano, suavissima Caspara, sì, che accarezza la vita infinita sugli scogli salati della disperazione, perché disperati siamo, sia che accarezziamo e facciamo opere di bene, sia che ammazziamo. Pur quando laceri i fratelli, violentati sul letto dell'astrusa felicità, perché di questo si tratta. Tutti in cerca di questa astrusa, difficile, irraggiungibile, irreperibile felicità. Bene, io credo che questa poesia, dite quello che volete, ma esprime questa fede profonda che voi traducete nelle iniziative di operazione solidale, ma il leitmotiv, il rapporto sottostante è questa visione antropologica. Malgrado tutte le carognate, l'uomo è soavissima mano che accarezza gli scogli salati della disperazione. Con i migliori auguri e con tanto affetto. Grazie tantissimo, professor Filippo Tornabè. Ci vediamo poi per un pensierino. Ringraziamo il professore Tornabè e diamo la parola subito e in maniera particolare ai responsabili della San Giovanni Onlus, che oggi ci hanno permesso questa meravigliosa e festosa giornata, che nel corso dell'evento cercherò di deliziarvi in tutte le punti che tratteremo. Allora passo la parola a Gaetano Bosio, responsabile per la San Giovanni Onlus. Grazie, io saluto tutti voi per essere presenti oggi. Come diceva il professore Tornabè, non bisogna avere o organizzare la giornata della solidarietà, perché penso che questo lo dovremmo fare ogni giorno, come del resto non ci dovrebbe essere la giornata delle donne, perché questo lo dobbiamo ricordarci di rispettarli sempre o in qualsiasi giorno, in qualsiasi momento. Così anche non ci dovrebbe essere la festa del papà o la festa della mamma o la festa dei nonni, perché questi sono i valori che noi dovremmo avere ogni giorno. Purtroppo effettivamente qualcuno, magari non per cattiveria ma per impegni o perché è distratto, se ne dimentica, allora qualcun altro si ricorda di queste occasioni e dice: scusa, guarda che c'è mamma, guarda che c'è papà e guarda che ci sono persone che hanno bisogno anche di noi. La San Giovanni Onlus è nata, è voluta, è stata proprio, come dire, imposta da alcuni di noi, perché ci siamo chiesti perché non facciamo qualcosa tutti assieme, non perché non lo facevamo prima, lo facevamo già prima, ma ci siamo uniti e abbiamo unito le nostre forze e così possiamo fare ancora meglio e ancora di più. La San Giovanni Onlus è nata qualche anno fa e si occupa praticamente maggiormente anche delle persone che non si possono, le persone indigenti, persone che non si possono permettere di fare determinate cose, dove non possono arrivare. Non vuole sostituirsi alle istituzioni,
assolutamente, anzi vuole dare una mano. Nel nostro percorso abbiamo contribuito a dare il gruppo alla Croce Rossa, mi sembra, no? C'è un defibrillatore alla Croce Rossa. Abbiamo organizzato anche una raccolta fondi per l'acquisto di una carrozzina da spiaggia che abbiamo donato ai ragazzi di un'associazione di Palma di Montechiaro, l'AFADI, perché mi sono accorto, era un'estate, che vedevo che questi operatori spingevano sta carrozzina e si affossava sulla sabbia, e allora mi sono detto, facciamo questa cosa, e così ne abbiamo parlato, abbiamo organizzato questo evento e abbiamo donato questa carrozzina da spiaggia a questa associazione. Oggi stiamo organizzando quest'altra manifestazione e devo dire che non ci siamo fermati solo a questo, abbiamo fatto anche altre cose, perché grazie al centro Sutera, ortopedico Sutera, noi abbiamo dato incomodato d'uso a persone che non si potevano permettere di affittarli o di acquistarli alcuni presidi ortopedici, e devo dire che abbiamo solamente iniziato. Oggi, grazie ad Andrea e a tutti gli altri, abbiamo pensato di fare questa giornata. Io la ritengo non particolare, perché di queste giornate ce ne dovrebbero essere tante, ma è giusto però che ogni tanto qualcuno si prende la briga di fare spostare le persone e dire: guardate che ci sono molte cose che noi possiamo fare. La mattina, se io mi alzo, non devo pensare solo a me stesso, ma devo pensare a tutti quelli che io ho attorno, indipendentemente se sono parenti, amici o non. E questo è lo scopo della San Giovanni, e penso che sia anche lo scopo di tutte le persone che sono qua dentro e di tutte le associazioni che sono qua dentro. Io ricordo volentieri, me lo ricordo e me lo dico sempre, no? Dico questo e chiudo. Il presidente Sergio Rossi, presidente degli asili notturni di Torino, in un'altra occasione disse una frase che mi ha colpito. La frase che disse: ricordiamoci tutti che la carità è una cosa, la solidarietà è un'altra cosa, perché la mattina qualcuno si alza e dice: beh, io ho dato un obolo, sono a posto con la coscienza. La solidarietà invece è un impegno giornaliero che, se uno se ne assume la responsabilità di farlo, lo deve portare sempre a termine, e non semplicemente la mattina che io esco e perché magari c'è qualcuno che mi vede, allora prendo un obolo, lo do e sono a posto con la coscienza. La nostra coscienza è a posto semplicemente solo quando io vedo gli altri sorridere. Grazie. Grazie Gaetano. Adesso vorrei passare la parola a Antonino Sutera Sardo, responsabile anch'esso della San Giovanni Onlus, e oggi in doppia veste anche di appartenente al gruppo del centro Sutera, centro ortopedico Sutera, di cui magari interverranno poi altri. Allora, parola a Antonino Sutera Sardo. Grazie, 3 volte grazie per essere oggi qua. Io di solito non mi emoziono, però per evitare che cada in questo problema dell'emozione ho scritto alcuni concetti che secondo me sono fondamentali. Già il nostro caro Gaetano ha illustrato un po' quello che la San Giovanni vuole fare, come si vuole muovere.
Per cui oggi, giornata della solidarietà. Solidarietà intesa non solo come raccolta fondi, ma principalmente di vicinanza alle persone che hanno bisogno di un conforto, un abbraccio, o più semplicemente di essere ascoltati come in un rapporto di sincera fratellanza, soprattutto per chi ha difficoltà motorie o di vario tipo. La mente, libera di viaggiare con i propri pensieri, non può e non deve essere fermata all'interno del proprio corpo. Quindi occorre creare tutte quelle sinergie per aiutare coloro che hanno il desiderio di realizzare i loro sogni, come nel caso della musicaterapia, forgiando momenti magici ed emozionanti. Altro punto importante da tenere in considerazione è l'uguaglianza fra le persone, dove tutti hanno pari dignità, cosa che spesso viene trascurata quando si parla di persone diversamente abili, dimenticando che dietro tutto ciò si cela sempre il grande sacrificio della famiglia, che non solo deve avere cura del proprio familiare, ma deve combattere con una burocrazia elefantiaca e poco vicina ai bisogni umani. Quindi solidarietà vuol dire libertà, uguaglianza e fraternità. Ed è per questo motivo che oggi siamo qui riuniti proprio per creare un momento di incontro secondo questi principi. È un grande onore avervi qui, è veramente bellissima giornata. Sono state dette parole veramente sentite. Io sarò brevissima perché penso che la giornata andrà avanti e quindi ci sono diversi programmi da portare avanti e non vi voglio annoiare. Però mi dovete consentire 5 minuti almeno per dirvi anch'io grazie di essere presenti, perché queste cose sono meravigliose. Io mi emoziono facilmente, ma specialmente sono abituata alla presentazione dei libri, la nostra biblioteca ormai è un punto di riferimento per le scuole, per le varie associazioni. E io e l'amministrazione non ci fermiamo mai davanti a queste occasioni meravigliose. Magari la presentazione del libro, magari la presentazione, non lo so, delle associazioni, di progetti vari. Noi usiamo farli durante la settimana, però quando si tratta di un'occasione del genere, Andrea, è inutile che tu dici grazie a voi perché un giorno particolare, la domenica, si dovrebbe stare a casa. No, io penso che anche l'assessore Gianfilippo Lombardo la pensi come me. Noi siamo anzi onorati di essere qui con voi, perché io stamattina ho visto tanto amore e lo dico veramente con tutto il cuore, perché è bello presentare i libri nella nostra biblioteca, è bello perché la biblioteca ormai è un punto di riferimento e quindi c'è socializzazione, ma è meraviglioso quando si tratta di solidarietà e di amore. E io ringrazio veramente la San Giovanni Ollus, adesso perdonatemi se io non ricordo veramente i nomi, ringrazio Andrea perché nella sua modestia è venuto da me tante volte, ha cercato di organizzare e di mettere a punto questa giornata in tutti i sensi. E quindi, che dire, un bacio a questi meravigliosi ragazzi che stamattina stanno donando tutto quello che hanno nel cuore. Un grazie sentito. Ancora un grazie sentito a voi tutti ospiti graditissimi, ai presidenti dell'associazione. Fatemi dire una cosa, stamattina mi sento veramente arricchita, anche perché ho conosciuto il gruppo dell'Arcieri. Io sinceramente non avevo mai visto dei costumi così belli, sono tutte persone simpaticissime. E poi ho conosciuto veramente l'amore
per chi ha bisogno da parte di queste meravigliose persone. Quindi io vi ringrazio tutti quanti e ancora un gradito saluto, che vi giunga veramente il mio cuore per quello che fate, per le cose meravigliose che oggi state facendo per questi ragazzi e per le persone che hanno bisogno. Buona giornata. Grazie direttrice. Bene, adesso vorrei intanto fare saluti a tutte le associazioni e gli enti che sono arrivati. Prima di andare avanti vorrei ricordarvi l'obiettivo oggi della giornata, che è una raccolta fondi per riparare 2 carrozzine elettriche. Noi siamo partiti da questo e non dobbiamo dimenticarci dell'obiettivo, che trovate all'ingresso. Ci sono 2 carrozzine elettriche, su queste verranno riparate e poi penso che verranno donate sicuramente. L'altro obiettivo è una raccolta fondi che farà sempre la San Giovanni Onlus per regalarci un microfono al centro Crea Bilanchio che abbiamo a Ravanusa, con cui stiamo portando da 3 anni a questa parte dei progetti fantastici con alcuni ragazzi speciali, di cui adesso vi presento una di queste ragazze speciali che fa parte del centro musicale dove ho l'onore io di essere un docente, un formatore e soprattutto è una mia allieva speciale. Io vorrei un applauso particolare per una cantante, che è Maria Luisa Sciantrone. Di Maria Luisa nel frattempo. Prova Maria Luisa. Prova. E infatti lo sapevo che era spento, visto questo fonico brutto e antipatico. Non è bello come me Maria Luisa. Allora, cosa facciamo? Ora proviamo di nuovo questo microfono. Prova. Perché adesso lo spengo. Mettiamoci un po' di bassi magari, oppure gli diamo il mio che è meglio. Parla ancora Maria Luisa. Prova. Nel frattempo io prendo... Abbiamo avuto questo problemino del computer e quindi ne stiamo utilizzando un altro, che è questo. Allora, cosa ci canterà? Maria Luisa ci canta 2 brani. Ok, l'ho messo in pausa. Chiudi. Ok, prima di partire, adesso attacca lo spinottino che io ho staccato e combino danni, lo so. Però sai... Così proviamo se parte l'audio, così lei vede se va bene, Gioia. Vedi che va bene? Ok, benissimo. Ma che vada, ti chiederò di mettere il play. Va bene. Allora, Maria Luisa usa una tecnica speciale,
una tecnica moderna che stiamo adottando all'interno del centro di musicoterapia, che è semplicissima, riguarda di collegarsi alla direzione tramite il linguaggio dei segni e dei gesti. Maria Luisa Sciandrone, Sei nell'anima.
una parentesi, un applauso ad Andrea, perché io guardavo la cantante che è bravissima, ma nello stesso tempo guardavo il suo maestro che effettivamente la guidava con amore e con gentilezza pure. Grazie Andrea. Grazie Gaetano. Adesso ne abbiamo un'altra, se no qua rischiamo l'ingiaggio tutti, che sia chiaro, perché noi se stabiliamo che sono 2 le canzoni, Maria Luisa, sono 2. Adesso facciamo ascoltare un altro brano, un po' più difficilotto, però noi ci abbiamo messo tanto impegno, tante prove, insomma, sono 3 anni che proviamo 2 canzoni e stiamo iniziando a elaborare anche la terza canzone, forse di quest'estate, Assessore, faremo qualcosa di eccezionale, vediamo. L'altro brano che adesso ci farà ascoltare Maria Luisa è un brano di Francesco Renga, e questo brano, mentre io parlo lo cerco, questo brano è un brano che Maria Luisa ha voluto da sempre perché gli piace tanto, e quindi abbiamo lavorato un bel po', però qualcosa è uscito fuori. Ve lo facciamo ascoltare e si chiama, così poi mettete voi il play, si chiama Angelo. Francesco Renga canta Maria Luisa Sciandrone. Notte fonda, senza luna, è un silenzio che mi consuma. Il tempo passa in fretta e tutto se ne va. Vera dell'età. Ma questa paura per te non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa venire di là di quello che dà è l'ingenuità. E parte di lei e parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiera? E Dio non vuole parole veramente, i sogni in un momento. Siamo sole, questa la realtà. Ed è una paura che non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei
Adesso potete piangere in fila per due col resto di uno, dopo di me però, io mi emoziono sempre, eppure, pur essendoci molto vicino, anche perché avete visto Maria Luisa è una ragazza speciale. Questo è il lavoro che svolgiamo all'interno del centro di musicoterapia, ma non solo, perché da noi la nostra associazione è divisa in 3 settori. In primo luogo la sezione culturale musicale, per lo spirito, sotto lo spirito dell'arte, la sezione propria arte, che prevede la sezione musicali, dove abbiamo il centro di musicoterapia, il centro di musica con tutte le attività di canto, di strumenti a fiato, strumenti per percussioni, batterie, eccetera, quindi il centro musicale vero e proprio, e poi la sezione sportiva che riguarderà poi gli sbandieratori, le maggiorette e tutti gli altri, e poi non per ultima la sezione sociale, che è quella con cui siamo qui oggi. La sezione sociale è il nostro punto di forza, che abbiamo volutamente la società nel nostro territorio un po' messo in sordina, come si suol dire, solo perché sono molto più popolare io e la mia struttura che mi sta dietro con un settore principalmente musicale. Mi si aggancia per esperienza, per tempo, per vita vissuta a un contesto principalmente musicale. Però realmente l'ACAMS, che raccoglie e raggruppa tantissime realtà, ha diverse sezioni. Una di queste è quella di oggi, la sezione sociale, dove fa parte proprio il centro di musicoterapia. Grazie a cui è nato tutto. È nato questo bellissimo progetto di oggi, ripeto, proprio perché la necessità si è visto di un microfono speciale che possa utilizzare il centro di musicoterapia e anche Maria Luisa Ciantrone, che avete ascoltato prima. Ma abbiamo anche altri ragazzi che frequentano il centro. Grazie. Abbiamo qui con noi Luigi Vella, che frequenta la sessione di canto e anche la sezione di percussioni, in cui ci divertiamo, ma molti ragazzi frequentano il centro sotto vari aspetti. Non è solo dal punto di vista artistico-musicale, ma anche dal punto di vista proprio utilizzando la musica, tutto quello che abbiamo disponibile per una miglioria. Ecco, musicoterapia, d'altronde significa questo, fare terapia grazie alla musica. Adesso voglio passare la parola a dove sono arrivato? No, lascia qui che sono benissimo. No. Io vorrei passare un attimo prima la parola all'assessore Lombardo, che ci fa i saluti dell'amministrazione comunale, quello che sarà. Il microfono è lì. Allora, apriamo la parola all'assessore Gianfilippo Lombardo, assessore allo spettacolo e grandi eventi dell'amministrazione comunale. Grazie Andrea. Intanto non è facile parlare dopo l'esibizione di Maria Luisa, che trasmette veramente tante di quelle emozioni che quasi quasi viene la pelle d'oca, e per questo vi invito a rinnovare l'applauso a Maria Luisa, veramente eccezionale, orgoglio di noi ravanusani. Io cercherò di essere molto breve. Innanzitutto porto i saluti da parte del sindaco, che oggi non è potuto arrivare in tempo, ma anche da parte dell'intera amministrazione. Ringrazio l'associazione San Giovanni Onlus per aver aderito e sposato questo progetto insieme all'ACAMS a Ravanusa. Ovvio che ringrazio Andrea, compagno d'infanzia, potrei dire, anche se lui ha qualche anno in più di me, dove ci siamo più volte ritrovati su palcoscenici a dirigere magistralmente, devo dire lui, ma in mia compagnia altre iniziative, ovvio che con ruoli diversi. Io ero presentatore, lui allora era cantante musicista. Oggi i ruoli sono cambiati, assessore e direttore musicale, però quello che è rimasto è lo spirito di trasmettere alla gente i valori veri e le belle iniziative. Per questo faccio ancora una volta i complimenti ad Andrea. Io volevo solamente dirvi una cosa: è da 2 anni che sono assessore di questo comune e tra le mie deleghe c'è quello della cultura e dello spettacolo. E devo dire che ho scoperto e ho voluto sostenere in tutto e per tutto che Ravanusa è un paese piccolo che però è composto da moltissime bellissime realtà di associazioni.
Abbiamo più di 30 associazioni, pensate, che vanno dallo sport allo spettacolo, dalla cultura al sociale, e giorno per giorno, lo posso dire forte e chiaro, mi rendono orgoglioso di essere l'assessore del ramo culturale. È a loro che voglio che voi facciate il vostro applauso, perché non è facile spendersi gratuitamente per un paese e soprattutto trasmettere alla gente quelli che sono i valori veri e essenziali della vita. Inutile dirvi che oggi è un bellissimo progetto quello a cui stiamo assistendo. Ha detto bene e tanto la nostra direttrice Lina Russo, che ha parlato con il cuore, ma soprattutto ha detto che voi con il cuore ci trasmettete veramente tanto amore. Io prima ero dall'altra parte, in mezzo al pubblico, e vi assicuro che forse di là è più emozionante che da dietro, no? Perché vedere anche la gioia che trasmettono dal viso, dallo sguardo questi ragazzi è veramente qualcosa di indescrivibile. Quello che vi voglio dire, e concludo, è augurarvi ancora buon lavoro e che, non lo so, fin quando io sarò assessore, da parte mia avrete tutta la piena collaborazione e il pieno sostegno. Ne approfitto anche per ringraziare e salutare, perché Andrea è una persona molto attiva e dietro di lui ci sono tante attività. Quindi tra queste volevo salutare il gruppo degli sbandieratori che sono qui in sala, degli arcieri, è il gruppo di Favara che io ho appreso solamente adesso, ma che ho avuto però prima il piacere di vederlo e sono stati veramente bravi. I Free to Fly. Una band che, anche a noi, in chiusura, una band che prendo la palla al volo, no? Che se sono loro d'accordo possiamo far esibire in piazza quest'estate nella nostra festa Sono principale. d'accordissimi, sono d'accordissimi. Grazie Assessore per questo bellissimo regalo. Grazie a tutti voi. Allora, andiamo avanti. È il momento di salutare che con noi la Presidente dell'Associazione Insieme di Palermo, Clotilde Lutri, che preghiamo di dire due parole qui per noi. Facciamo utilizzare il microfono centrale. Nel frattempo ricordo, va bene, no, va bene, parla direttamente dal microfono centrale. Mi piacerebbe di più perché ho più possibilità di guardarmi a tutti i viso. Prego. Una voce squillante, dicono, quindi non avrei tanto di bisogno. E allora, innanzitutto ringrazio Ravanusa, perché anche io ho avuto i miei parenti che sono nati qua, sono una Trento, Lauricella. Secondo, ringrazio gli organizzatori, nella fattispecie l'amico Gaetano, che mi ha fatto essere qua oggi, e Andrea, e Antonino, tutti quanti le altre associazioni, Pietro, tutti quanti vi ringrazio. E allora, la mia associazione tratta di donne oncologiche. Io sono l'associazione Insieme per stare bene, insieme per essere non gli ultimi, ma i primi. Noi altri, tra parentesi, non ci fermiamo all'associazione come oncologia, ma abbiamo anche aiutato altre idee, come quella di un defibrillatore ai bambini di una scuola di calcio dilettante, le abbiamo donata. Siamo stati vicini anche
nell'organizzazione con il nostro amico Gaetano che ci ha proposto, come saremo anche vicini a voi per queste carrozzelle. Anche noi faremo una donazione per la problematica che in questo momento c'è. Insieme per, come stavo dicendo, è nata da un'idea, noi parliamo sempre solidarietà, altruismo, sono due parole che vanno vicini. La solidarietà è anche la solidarietà sociale, la solidarietà si può avere anche con un amico. La solidarietà è quello di donare giorno per giorno, come diceva Gaetano, anche una parola, anche lo stare vicino a questi ragazzi che siete bravissimi, anzi avrò anche per voi qualcosa che potremo organizzare. Pensate che anche io ho una fotografia vostra a casa, che quando c'è stata la donazione della carrozzina c'era pure mio marito con voi, e guardare i vostri sorrisi, principalmente quel momento che avete avuto la carrozzina, la pecorella, che era quella nostra, che ve l'abbiamo donata, è stato di stare insieme per stare bene. Le donne oncologiche, ritorniamo al nostro discorso delle donne oncologiche. Le donne oncologiche ultimamente sono sempre coloro le quali, noi diciamo, incominciano quando vanno a fare chemioterapia il discorso di guardarsi allo specchio, non vedersi più quelle che sono. Un poco per il problema del corpo, ma principalmente dei capelli. I capelli è la disgrazia, ma anche per gli uomini, non pensate solo per le donne, perché io ogni tanto racconto che ho avuto un cinese che una giornata è venuto e ha detto: dottoressa, io ho bisogno della parrucca. Dico, ma anche c'è Yul Brynner, ho fatto tutti i vari nomi dei vari attori senza capelli, e lui ha detto: mi scusi, ma lei mai visto un cinese senza capelli? E io sono rimasta senza parole, ho detto: ha ragione. Abbiamo cercato il parrucchino nel suo caso e l'abbiamo reso felice. Quindi che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto negli ospedali noi facciamo truccare le nostre donne. Le donne vengono per fare chemioterapia, vengono diciamo con un viso tutto un pochettino dispiaciuto, escono di là dentro sorridendo. Abbiamo messo le parrucche, abbiamo fatto sì che anche le nostre donne, abbiamo preso un altro progetto insieme a un'altra amica e abbiamo fatto una ciocca per un sorriso. Cosa significa? Che tutte le donne possono donare una ciocca dei loro capelli, i capelli vengono assemblati dalla signora Somma, che a Palermo è una delle persone che più ci coadiuvano, va bene, e abbiamo fatto già delle parrucche con capelli veri, non sintetico. Ogni donna può essere anche felice di dare qualcosa che non costa tanto. Il capello cresce, come noi diciamo, capelli guai non mancano mai. E una ciocca che cosa ti fa se ti viene levata? E allora molte donne, anche molte ragazze, devo essere sincera, hanno incominciato proprio a tagliarsi i capelli, hanno fatto fare le trecce perché deve essere minimo 25 centimetri e l'hanno donati. Per noi è stata una cosa grandiosa. Dopodiché ora vi dico l'ultima che sto combinando e mi auguro che anche la prossima volta metterò pure i ragazzi, se se la sentono, di sfilare. Il 22 di questo mese farò sfilare le donne oncologiche a Palermo. Dice: ma come? Dice: ma fai sfilare le donne? Sì, perché noi abbiamo fatto anche 2 calendari. Le donne oncologiche e gli uomini oncologici hanno fatto 2 calendari e che anche l'amico Posio qua ha dato una mano per farlo conoscere. E sapete, dare una giornata a una donna che sta passando un momento bruttissimo, farla sentire importante è la cosa più bella che c'è. A noi basta un sorriso in più in questo momento e mi auguro che anche al più presto anche voi altri mi diate una risposta. Vorrei che anche alcuni di qua, di Ravanusa, dove ci sono i cosiddetti medici, avvocati, dentisti, che mi diano un'ora del loro tempo. Un'ora del loro tempo significa che possiamo dare aiuto a coloro i quali, perché credetemi, tante volte si ha uno stipendio, tante volte c'è la possibilità, va bene, però la donna preferisce dare ai figli che curarsi lei, quindi anche andare dal dentista, dice vabbè ci vado la prossima volta, intanto i denti fanno male. Quindi un'ora del vostro tempo, io parlo semplicemente anche con le persone normali, perché anche parlare fa bene. Grazie, scusate di essermi grazie, e grazie Presidente Clotilde Lutri, grazie dell'Associazione Insieme di Palermo, grazie. Adesso passiamo la parola
Intanto vorrei portarvi i saluti della nuova associazione che è nata a Ravanusa. È un'associazione speciale, è nata da poco, si sono raggruppate tutte le mamme, formata da mamme dei ragazzi disabili. È un'associazione che si chiama Amici di Ravanusa. È Onlus, di cui io porto i saluti della Presidente, porto i saluti di tutto il gruppo, che avremo modo sicuramente di collaborare con loro presto per tanti progetti. Grazie, bravi, complimenti alle mamme che si mettono in movimento, e non dimentichiamo che a Ravanusa abbiamo tantissime altre realtà, di cui abbiamo il CAV, il CIF, di cui io tra l'altro spesso il centro amico dei ragazzi disabili, dove spesso vado a frequentarli per un discorso di musicoterapia, e faccio anche, ogni tanto vado a fare un po' di supplenza, ecco, che non guasta mai a prescindere dagli impegni, di cui le presidenti Maria Rosa Carmina, la presidente professoressa Maria Giovanna Di Maide, la presidente Giranoto, fanno parte in maniera stabile di questo grandissimo centro di disabilità che si occupa di ragazzi. E poi sono sicuro che saranno presenti altre realtà. Io ho cercato di invitare, ho fatto del mio meglio, ho cercato di invitare un po' tutte le realtà presenti nel territorio, visto questa grande opportunità che abbiamo avuto di ricevere, che le ho quasi contate a vista d'occhio, non sono 100, ma sono 200 paia di scarpe ortopediche. Qua abbiamo numeri astronomici. Mi avete riempito i magazzini dell'ACAMS, non sappiamo. Quindi mi raccomando, grazie all'ortopedia Sutera, poi ne parliamo magari dopo, di cui ricordo a tutti gli enti di fare una richiesta, abbiamo un modellino specifico per fare richiesta dei quantitativi che poi vi servono in base alle misure che ancora non sappiamo, dobbiamo fare l'inventario in settimana, ma già sono arrivate a Ravanusa, quindi questo lo possiamo dire ai nostri magazzini. Bene, adesso la parola non possiamo che darla al nostro speciale responsabile degli asili nidi notturni di Torino, Sergio Rosso. Pensavo di portarvi degli esempi di quello che facciamo agli asili notturni di Torino, e non solo a Torino, ormai in tutta Italia. Siamo il più grosso centro italiano per le cure odontoiatriche gratuite, per esempio. Ecco, allora se vuoi facciamo vedere il video e poi continuiamo. Torino 1889. Da un gruppo torinese di matrice laica, ispirata da principi universali di fraternità e solidarietà, nascono gli asili notturni Umberto I. I primi ospiti degli asili notturni Umberto I furono gli operai delle scuole officine serali. Erano giovani immigrati che frequentavano i corsi di specializzazione destinati a realizzare nuove e grandi opere pubbliche, come ad esempio il Borgo Medievale. Una difficile rinascita, voluta nel periodo storico che vedeva Torino perso il ruolo di capitale d'Italia, riscattarsi nella ricerca di un nuovo orgoglio e di una nuova cornice. Col passare degli anni, gli ospiti degli asili notturni Umberto I mutarono nelle realtà sempre più presenti nella maggior parte delle grandi città italiane. Disadattati, extracomunitari, tossicodipendenti, clochard. L'intera struttura è composta da due distinte attività: asili notturni Umberto I e Piccolo Cosmo. A oggi, il bilancio annuale degli asili notturni Umberto I supera le 8.000 presenze, con oltre 4.000 prestazioni sanitarie e 100.000 pasti caldi, di cui 60.000 consumati in refettorio. Il restante, circa 40.000 pasti, viene confezionato in buste da asporto e distribuito alle famiglie più bisognose, che oggi costituiscono il 50% del totale di presenze. Circa 20.000 pasti, infine, vengono distribuiti alle cucine della struttura Piccolo Cosmo.
Recentemente è stato avviato il progetto di recupero pasti dalle scuole elementari, in collaborazione con Comune di Torino, Regione Piemonte e Banco Alimentare. Presso gli asili notturni Umberto I possono ricevere accoglienza fino a 30 ospiti. Qui trovano, oltre a un posto letto, un pasto caldo serale e una prima colazione per un massimo di 30 giorni consecutivi. A questi si aggiungono le persone bisognose che quotidianamente raggiungono la sede di Via Ormea in cerca di cibo. Per tutti loro, la cucina degli asili notturni distribuisce ogni sera fino a 200 pasti. Gli asili notturni Umberto I rappresentano un punto di riferimento fondamentale per i più deboli, che qui possono trovare anche la piena e gratuita assistenza di un ambulatorio medico, cui prestano la loro opera circa 60 volontari, fra medici, tecnici e personale di supporto. L'ambulatorio è poi arricchito da 3 studi odontoiatrici, che garantiscono oltre 3.500 interventi all'anno. Qui, in collaborazione con Comune e Provincia di Torino, Regione Piemonte, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino e dell'Associazione Dentisti Italiani, vengono effettuati corsi, attestati e riconosciuti, per assistente alla poltrona odontoiatrica, con nozioni di supporto pratico-operativo e psicologico-relazionale del paziente. Un'occasione unica per integrare l'utilità di una preparazione specifica per l'inserimento al mondo del lavoro, in un ambiente dove il volontariato avvicina i giovani all'attività sociale. Lo studio oculistico, contando circa 500 visite, è in grado di fornire gratuitamente anche lenti e montature a oltre 150 pazienti. Ultimo nato, infine, uno studio di analisi psicologica, dove personale altamente qualificato avvicina gli ospiti con professionalità e discrezione. Un prezioso supporto di guida e sostegno alle vite spesso pesantemente segnate dalla difficoltà di integrazione. Nel 1998 gli asili notturni Umberto I, le scuole officine serali e l'Università Popolare di Torino fondano Piccolo Cosmo. È noto che la sanità pubblica gestisce in dei hospital numerosi interventi chirurgici e delicate terapie intensive, mettendo spesso in gravi difficoltà i malati e le famiglie che devono provvedere al loro mantenimento, soprattutto quando questi provengono da altre regioni d'Italia e in difficili situazioni economiche. Piccolo Cosmo, da più di 10 anni, dà ospitalità a titolo totalmente gratuito a malati lungodegenti e ai propri accompagnatori, su indicazione delle strutture ospedaliere torinesi. Il centro di accoglienza Piccolo Cosmo si articola in 2 sedi. La prima in via Ormea 121, ai piani superiori degli asili notturni Umberto I, in spazi completamente ristrutturati, per un totale di 16 alloggi. La seconda in via Cosmo, a pochi metri dalla Gran Madre. La sede di via Cosmo, anch'essa completamente ristrutturata, è attiva dal 1999 e dispone di 16 alloggi. Piccolo Cosmo dispone complessivamente di 32 piccoli appartamenti per un totale di 70 posti letto, disponibili a totale copertura del periodo di degenza del malato, con un bilancio annuale di oltre 600 ospiti. Gli asili notturni Umberto I e Piccolo Cosmo sono il risultato dell'impegno di uomini di buona volontà, professionisti e imprenditori che hanno contribuito liberamente e con le proprie competenze professionali, realizzando 2 importanti strutture con modesti investimenti. Strutture che hanno saputo conquistarsi in breve tempo la totale fiducia e l'apprezzamento dei servizi sociali e delle autorità comunali e regionali. I fondi necessari per la gestione degli asili notturni Umberto I e di Piccolo Cosmo provengono dal contributo di privati, di aziende, di associazioni e delle fondazioni Intesa San Paolo e CRT. Un prezioso patrimonio che, insieme all'insostituibile opera di oltre 200 volontari, ogni giorno vive di solidarietà, offrendo un concreto aiuto alle vite troppo spesso ignorate e lasciate ai margini della nostra piccola o grande ricchezza.
Oltre a questo abbiamo nel frattempo allargato le nostre prestazioni, curiamo tutti i bambini che il Comune di Torino e i comuni limitrofi danno in affidamento. Pensate, un bambino dato in affidamento vuol dire che era un bambino che non veniva seguito, la bocca certamente è seguita ancor meno del bambino. Oppure altre attività come l'attività psichica. È stata pochi giorni fa la festa della donna e noi abbiamo attuato con la Procura della Repubblica di Torino un progetto sperimentale sulle violenze domestiche, laddove invece di allontanare la donna e i bambini oggetti della violenza, così beneficiando il violento che continua ad essere padrone della propria casa, preleviamo il violento, lo portiamo in una nostra struttura e lì, assistito dai nostri psicologi e psichiatri, ne abbiamo 12, tutti volontari e tutto a titolo gratuito, cerchiamo di fare un percorso di accompagnamento, anche se io credo che l'unico percorso di accompagnamento, non sono psicologo e psichiatra, sia un fracasso di botte, ma pare che non sia la terapia giusta. Io credo che in questo modo cerchiamo di creare un nuovo welfare. Il welfare che cos'è? È quella funzione che dovrebbe avere il pubblico e lo Stato nel diminuire le disuguaglianze, mentre ci rendiamo via più conto che le aumentano queste diseguaglianze, aumenta sempre di più la forbice fra chi ha tutto e chi non ha quanto è indispensabile per vivere in modo dignitoso. Ecco qui il nuovo welfare, il welfare privato, il welfare no profit, il welfare fondato sul volontariato. Gli asili notturni non sono solo più a Torino, oggi sono a Taranto, sono a Cosenza, a Catanzaro, i sindaci di Genova, di Massa, di Perugia, e di Trieste ci stanno dando i locali e stiamo aprendo questi centri dentistici. È un messaggio anche, magari un'attività intercomunale sul territorio, perché possiamo anche studiare un progetto, perché certamente oggi il problema odontoiatrico, e lo diceva molto bene la dottoressa che prima ha parlato della sua associazione, è un problema grande. ANSA titolava proprio l'altro giorno "Addio al dentista di una famiglia su 3". Accidenti, se è vero. Oggi ci sono 4,5 milioni di bambini che hanno bisogno di cure odontoiatriche. 1,5 milioni di bambini non accedono a queste cure perché certamente non possono permettersi di pagare un ticket che varia fra i 1.000 e i 1.200 euro per andare in una struttura pubblica. Ecco, è qui che veramente il volontariato e la capacità imprenditoriale del privato, che a titolo gratuito portano avanti un progetto, ma in comune, assieme a un percorso col pubblico, a integrazione, non certamente a duplicare un servizio che magari già funziona. Questo deve essere il nostro indirizzo, questo è l'invito che quindi offro per un programma che possiamo analizzare, sperimentare sul territorio e che certamente può essere a vantaggio di tutti. E lo abbiamo toccato con mano poco fa. I valori umani che abbiamo colto, che io ho colto poco fa, sono i veri valori, perché si sentiva la speranza di questi giovani che si sentivano realizzati, perché dove manca la speranza poi l'uomo non ha più la forza di reagire alle avversità della vita. Grazie. Grazie Sergio Rosso, grazie al responsabile asili notturni di Torino e soprattutto grazie per il microfono, per il centro di musicoterapia. Bene, adesso vorrei con me i nostri partner che fanno strada continuamente ormai da anni, vorrei il presidente dell'associazione Arsos Giuseppe Mancuso, insieme in un progetto speciale sociale che abbiamo con anche
Stefano Spagnolo, che è un altro partner che fa parte del gruppo. Giuseppe Mancuso ha con noi appena ultimato un progetto importantissimo di raccolta alimentare. Buongiorno a tutti. Io sono Giuseppe Mancuso, presidente dell'associazione Arsos di Ravanusa. Aggiungerei a questo titolo della giornata della solidarietà e del volontariato l'amore della solidarietà e del volontariato, perché noi veramente in questa giornata stiamo avendo veramente l'amore verso il prossimo, l'amore verso veramente chi è in difficoltà. Quindi noi come associazione, come struttura Onlus, in collaborazione con il centro ACAMS, stiamo portando diversi progetti. Sì, dall'inizio con Andrea ne parlavamo, prima che ancora nascesse tutta questa bella realtà, ne discutevamo e certamente, caro Andrea, dal piccolo seme che hai buttato, che abbiamo buttato, è fiorito. Questo anche perché noi crediamo nel volontariato, crediamo nelle belle azioni, perché noi ci stiamo spendendo veramente per far crescere questa realtà su Ravanusa. Noi come associazione siamo accreditati presso gli assessorati, siamo accreditati anche nei vari assessorati sia alla famiglia e alla salute, e non di meno siamo pure partecipanti e accreditati presso il Banco dell'Opera di Carità. Stiamo portando avanti la raccolta alimentare, stiamo aiutando tantissime famiglie qua a Ravanusa per essere un paese piccolino, stiamo rispondendo perché ci sono molte famiglie bisognose. Sono circa 300 le persone che stiamo assistendo sul territorio, e in partner con l'ACAMS, che c'è questo centro pure sociale, stiamo collaborando insieme anche a una chiesa pentecostale affinché veramente con le nostre forze stiamo rispondendo fortemente a bisogni, a famiglie che hanno veramente hanno poco e che li stiamo aiutando proprio con piccole pacche alimentari. Non per ultimo, noi il giorno 4, in collaborazione sempre con Andrea e con il centro ACAMS, il giorno 4 di marzo, la scorsa settimana, abbiamo fatto una raccolta alimentare sponsorizzata dal Banco delle Opere. Eravamo circa 9 postazioni, abbiamo creato, abbiamo raccolto circa 3 tonnellate di prima necessità, di vive prima necessità. Certamente noi abbiamo creduto su questo progetto, sin dall'inizio. Certamente, cari cittadini, perché noi abbiamo una faccia, abbiamo messo il cuore su questa iniziativa, le persone ci conoscono perché stiamo rispondendo e ci stiamo mettendo il cuore verso questo progetto. Le persone hanno donato tantissimo e colgo l'occasione di ringraziare la cittadinanza, di ringraziare anche i supermercati che hanno aderito all'iniziativa, e perché colgo l'occasione, che è una cosa bellissima, ringraziare chi ha donato. Certamente c'è un verso che dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Tante persone in questo giorno meraviglioso, il giorno 4, hanno donato con occhi brillanti perché credono veramente su delle strutture che mettono veramente passione nell'operato. E noi come associazione vi diciamo grazie, colgo l'occasione per ringraziare la cittadinanza in modo ufficiale. Vi ringrazio anche voi, Presidente, per questo gesto meraviglioso che avete fatto alla cittadinanza. Quindi vi ringrazio, grazie Andrea, buona giornata a tutti. Grazie Giuseppe, è stato un grande successo la scorsa settimana, grazie. Tra l'altro è appena arrivato anche il progetto del trasporto emodializzati, avremo il trasporto emodializzati a Ravanusa grazie all'Arsos, quindi questa è una grande vittoria regionale che siamo riusciti a ottenere. Vorrei invece invitare una persona con cui faccio parte integrante, io faccio parte, ed è venuta a trovarci, con cui scambieremo anche con loro che hanno alcune necessità, vedremo poi quale scarpe faremo arrivare ad Agrigento, all'Unione Cechi d'Europa di Agrigento. Abbiamo con noi il responsabile Calogero Gilberti, vicepresidente dell'Unione Cechi d'Europa, che mi auguro vengo io col microfono, Calogero, o vieni tu? Se mi vedi vieni verso di me. No, non mi vedi, non mi vedi. Ti passo il mio microfono, così
È bello potente. Mi sono divertito a prenderti in giro. Girate di qua. Ok, Carlo Giberti. Sono emozionato, non mi aspettavo di essere chiamato a... Lo so, ma io faccio queste cose pure. Un bello scherzetto. E porto i saluti dell'Unione Cechi d'Europa, del nostro presidente che si scusa per non essere potuto essere presente in questa occasione, per quanto è stato beccato dall'influenza. Ringrazio Andrea perché ci dà la possibilità di farci conoscere anche a livello provinciale. E noi siamo un'associazione nata 5 anni fa, ci dedichiamo principalmente a non vedenti e ipovedenti, abbiamo dei volontari, 10 volontari del servizio civile che servono il territorio, e persone che vanno a lavorare, gente che ha bisogno di andare dal medico, di andare in farmacia, insomma diamo un servizio a chi ha di bisogno. Facciamo pure formazione, a parte pure Andrea, facciamo formazione, facciamo dei corsi braille, corsi di computer per non vedenti, ma anche per altre disabilità. Interrompo, tra cui adesso parte un corso proprio che sono docente io, un corso di linguaggio dei segni, proprio all'Unione Cechi d'Europa da Agrigento. Benissimo. Vi ringrazio di nuovo e grazie mille a tutti. Grazie Calogero, grazie. Grazie anche al tuo fantastico accompagnatore che conosco bene. E allora, l'Unione Cechi d'Europa è una bellissima realtà agrigentina, tra l'altro istituiremo con loro un progetto proprio riguardante i ragazzi del servizio civile nazionale, e cercheremo insieme al Presidente adesso di riuscire ad attivare pure un servizio civile nazionale a Ravanusa tramite di loro. Quindi questo è il prossimo obiettivo che stiamo portando avanti. Tra l'altro sono ragazzi che i crediti formativi ci vanno e vengono riconosciuti a livello di concorsuale, e non solo, ricevono mi pare un contributo di oltre 400 euro mensili per un anno, facendo formazione e potendo utilizzare anche noi come staff per l'AGAMS o per tutti i nostri partner. Questa è un'altra novità aggiuntiva. Chiamo adesso a venire a parlare con noi il presidente uscente Giuseppe Polizzotto dell'Arcieri di Enna, insieme a noi, insieme al presidente Pippo Barbera dell'US ACLI di Enna, nonché segretario regionale dell'Unione Sportiva ACLI regionale di Sicilia, per la Sicilia. Con loro abbiamo attivato dei progetti fantastici tramite agli sbandieratori. E allora per questo io nel chiamare loro e nello stesso tempo vorrei che tutti gli arcieri presenti venissero qui insieme a me: Nino Pisa di Montedoro, giudice federale, Maria Mancione, Angelo Presti di Gela, e vorrei passare la parola un attimo al presidente degli sbandieratori, nonché è bello, coordinatore della sezione armi, se arrestano lui, Pietro Nigro. E non sono il fonico, un attimo. Faccio anche quello. Comunque mi sembrava strano. Sì, non eri fonico, sbrighiamoci perché parlavamo tardi. Parlavamo poco fa. Ecco. Osservando tu sì. Qua, là. Sembrava per davvero, sai, quando già si entra al circolo e incomincia a vedere un bigliettaio, allora, io sono... incomincia a vedere a chi gioca lo zucchero filato e se sempre tu. Allora. Poi un trappezzista e se sempre tu. Ora dimmi tu. Guarda che io ho studiato il linguaggio dei segni per me. E come vedi non riesco a stare fermo e deve toccare tutto. Comunque grazie ad Andrea per questa giornata. Grazie a voi, perché sinceramente senza la vostra presenza questa giornata, senza parole,
eccolo, non era festeggiabile, quindi cosa devo dire? Allora, il nostro progetto nasce 2 anni fa. Andrea, un carissimo amico mio di infanzia, quindi abbiamo 20 anni che ne conosciamo e forse di più, mi spiega questo progetto. A me è piaciuto tantissimo. Stiamo facendo con sempre da dire che è tutto volontariato, con ragazzi, perché è nato tutto con ragazzi disabili e poi si è esteso in tutto. Nel frattempo si preparino i territorio. ragazzi Free to Fly Ormai abbiamo 40 per il brano conclusivo. Ormai abbiamo 40 iscritti e stiamo portando avanti vari progetti con gli arcieri di Enna, con gli arcieri di US Acli, quindi ci stiamo cercando di muovere. Finalmente oggi è questo il nostro risultato. È il risultato anche di una sezione che voglio, la sezione sportiva che del centro ACAMS, la sezione sociale sempre del centro ACAMS, e cerchiamo di valorizzare di più il territorio. Comunque io vi ringrazio. Niente, Grazie Pietro Nigro, grazie. Passiamo la parola al presidente del US Acli di Enna, segretario regionale sempre dell'Acli. Sì. Due semplici parole. Voglio ringraziare soprattutto Andrea che mi ha invitato e devo confessarvi che ho pianto perché è stata veramente un'emozione forte. Devo ringraziare tutta l'associazione e io tramite lo sport credo che sia anche questo un veicolo di solidarietà. Oltre alla musica, lo sport è molto determinante in questa situazione di solidarietà, di aggregazione sociale. Io ho cominciato questo progetto a livello regionale dell'US Acli. C'è un circuito che è partito e Ravanusa ne è facente parte. Adesso il giorno 19 cominciamo il campionato regionale di arcieri di storico, un tiro dell'arco storico, di cui ci sono tante tappe, tra cui una sarà pure qui a Ravanusa. Io consegno le tessere di partecipazione al campionato, così partiamo il giorno 19 e ci divertiamo, stiamo insieme, soprattutto dopo che tiriamo in campagna, poi facciamo un'agape fraterna, mangiamo tutti assieme, facciamo solidarietà. Grazie a voi. Grazie Pippo e soprattutto siamo in regionale e che questo è un evento fantastico. Giorno 19 partiamo con regionale a San Stefano di Camastra, quindi tutti là saranno gli arcieri di tutta la Sicilia a tirare con l'arco. Pippo Polizzotto. Buongiorno a tutti. Allora, io sono presidente uscente del gruppo storico medievale di Enna, ma devo ringraziare anche di questa occasione perché grazie agli arcieri qua di Ravanusa ci hanno invitato e quindi ringraziamo per questo. Ma voglio dire, cioè non è che loro fanno solo a livello regionale, bensì fanno anche i tornei validi a livello di campionato nazionali, tant'è che in effetti quest'anno fortunatamente in Sicilia ci sono 9 campionati che si faranno e anche loro faranno il loro campionato, lo faranno anche loro a Ravanusa e lo faranno nel periodo di ottobre. Quindi è gradita anche la vostra bella presenza perché effettivamente non è che fate da poco cose, ce ne fate tante e le fate anche troppo bene. Sono contento di questo. Grazie Peppe Polizzotto, grazie soprattutto di averci portato in nazionale ed è grazie a lui se siamo in nazionale. Bene, adesso prima di concludere l'ultimo saluto vorrei che lo facciano, spero non mi sia dedicato nessuno perché adesso dobbiamo la direttrice che deve andare via e inizierei con l'ultimo saluto dei fratelli Sardo, visto che si occupano proprio, vorrei qui un attimo per ringraziarli personalmente con tutta la cittadinanza, a
i fratelli Massimo e Giuseppe Sardo, che vengono qui un attimo con me, perché alla fine Diego Sutera Sardo e Massimo Sutera Sardo. Un attimo, perché alla fine a loro dobbiamo dire grazie per le 200 scarpe ortopediche che ci hanno omaggiato, con cui noi le condivideremo con tutte le realtà disponibili. Partirò per abitudine, perché è più forte di me, da Ciffi Centroamico. Scusatemi, ma do la priorità ai miei ragazzi di là, però li daremo a tutti, ce ne sono in abbondanza, sperando di trovare le misure di piedi adatte. Io non so cosa arriverà. Bene, una parola a voi. Nel frattempo si parla di Free to Fly e invito la direttrice a essere presente con noi per la consegna ufficiale di alcune attestazioni. Salve, io mi presento, sono Massimiliano Sutera Sardo del centro ortopedico e dico solo grazie a voi che ci avete permesso di fare del bene, solo questo. Grazie. Grazie a voi, con cui sicuramente inizieremo altri progetti. Adesso l'ultimo brano finale dei Free to Fly. 1, 2, quelli che sono, l'ultimo brano, quello che è, sono uno di separati. Nel frattempo, ma prima chiamo la direttrice, la dottoressa Elina Russo, è l'assessore lombardo del comune qua davanti a noi, per la consegna del alcuni attestati. Magari noi ci mettiamo tutti qua davanti, ci facciamo una foto finale. Chiedo anche tutto il gruppo degli sbandieratori, che ringrazio personalmente ad uno, di mettersi in colonna anche qui vicino a noi per la foto ufficiale. Prima vorrei ringraziare a Sergio Rosso, responsabile asili notturni di Torino. Ok, altra targa, la consegniamo. Al centro di musicoterapia a Bilanchio. Cioè, me la consegno da solo. Beh, bella questa. Poi, là invece vorrei consegnare, non per ultima, prima vorrei consegnare questo ricordo speciale al presidente uscente della sezione arcieri di Enna, Pino Polizzotto. Nel frattempo si prepara Pippo Barbera. Bene, chi ci stiamo dimenticando? Io vorrei, lo so, prima, non per ultimi, vorrei consegnare, l'amministrazione consegna questo all'associazione Arsus. Presidente Mancuso c'è? No. Oh, sì. C'è il presidente dell'associazione Arsus.
non per ultimi, vogliamo consegnare, Assessore, prego, questa targa a questo gruppo speciale venuto da Favara per noi oggi, con cui li rivedremo, grazie all'assessore Lombardo, anche quest'estate in piazza per il grandissimo evento di Ferragosto, e canterà magari insieme anche a Maria Luisa Sciandrone, assessore, anche Maria Luisa, giusto? Ok, benissimo, ora ci siamo. Questa targa la consegniamo ai Free to Fly. Mentre, sì, la foto. E per finire, abbiamo finito, dottoressa, l'ultima. Maria Luisa Sciandrone. C'era anche un'altra cosina per Maria Luisa, sono arrivati. Dove sono? Gaia si occupa di una sezione speciale, un attimo va a prendere una cosa. Maria Luisa, vieni qua con noi. Maria Luisa, siamo riusciti a fregarci il microfono. Non lo dire a nessuno. Sergio Rosso ha promesso e lui mantiene, fidati, arriverà. Allora, ecco, questi sono da parte di tutto il centro musicale e da parte di tutti gli sbandieratori. Ok, foto, targa, dottoressa. Tony, vieni qua vicino a me. Grazie a tutti. Non ve ne andate che giù facciamo uno spettacolino, ma prima... Sì, prego, dottoressa. Scusate, io volevo darvi un saluto affettuosissimo e scusate ancora se me ne vado prima perché ho ospiti e di conseguenza devo andare a preparare di corsa qualcosa, voi capite bene, e c'è un evento particolare a casa mia, stiamo festeggiando un evento particolare e purtroppo devo andare via, quindi scusatemi ancora, un bacio a tutti voi e grazie di tutto. Grazie direttrice per l'ospitalità, grazie sempre. Allora, i Free to Fly me li voglio godere, ascoltiamoli, e l'ultimo saluto e ringraziamento e basta, ho finito. Ok, Presidente, potete consegnare alcune attestate all'amministrazione? Ok, dai. Sì, l'assessore e la dottoressa se n'è andata però, vedi già. Sì. Allora, un ringraziamento particolare ai nostri fotografi, Giuseppe Brancato e Antonio, e il nostro fonico, che non è solo il mio fonico ma è il mio partner nel progetto speciale che si occupa della sezione audio e luci dell'ACAMS, Vincenzo Iemmolo. Grazie per tutto quello che fai, per tutto il supporto che ci dai. Grazie Vincenzo. Bene, Free to Fly. Sì. Sì. Allora, se ci permettete di dire due parole anche noi. Noi siamo di Favara, è un gruppo nato da settembre a questa parte, da un gruppo d'amici, e abbiamo costruito un pochettino tutto questo. Adesso la nostra Presidente vi dirà un po' di più. Sì, come no? No, vai. Cioè, ti abbiamo fatto presente per farti parlare. Dai, sbrigati che dobbiamo continuare. Ok, vi presento io. Adesso tocca ad Alice il pezzo che canteremo. Alice, eccola qua. Pronta. Il pezzo che canteremo è Regalami un sorriso. Pronta? È un pezzo che è stato riarrangiato da noi, era in 3 lingue e noi l'abbiamo fatto tutto in italiano. Mi alzi un po' il microfono, grazie.
viviamo in questa vita, sotto questo cielo blu, al mio fianco un amico che sei tu. Regalami un sorriso, solo questo lo chiedo a te, se terminerà l'amore vincerà ogni ostilità. Regalami un sorriso, lo chiedo a te, se terminerà l'amore vincerà ogni ostilità. Io ti guardo dentro gli occhi e vedo quello che tu hai. Ti ringrazio per l'amore che mi dà. Regalami un sorriso, Solo questo io chiedo a te. E se arriverà l'amore vincerà ogni ostilità. regalami un sorriso, Cara amica, lo chiedo a te. Cuore scalderà, l'amore vincerà ogni ostilità. cuore salterà, l'amore vincerà ogni ostilità. Cuore salterà, l'amore vincerà il nostro You for your smile. Adesso facciamo cantare un pochettino al massimo, lo spazio che ce l'abbiamo. Ragazzi, sono io! Non quello ci parliamo, non quello ci vediamo, non due foglie cadute dallo stesso ramo, non due che per l'errore abbiamo fatto amore, non due una serie diverse dello stesso posto, ma dove sei? Se vivi un'altra gioia con chi stai? Chi ti prenderà? Chi ti stringerà? Sei unica, io danno l'amore e basta se volendo, mi giro, mi tormento e se ti chiamo lo so che trovo sempre perfetto, perché noi ci parliamo, perché non ne dormiamo, non tante foglie cadute dallo stesso ramo, ma come sei, se vivi un'altra storia con chi stai? Chi ti prenderà, tu ti sfiderà, tu ti chiederà, sei unica, bravo! Oh, tu, dimmi dove sei! E vivi una storia con chi stai, lui ti prenderà, lui ti stringerà, tu ti chiederà, sei unica, tutti danno l'amore.
molto bene. Bravissimi. Grazie! Dovete spostare le macchine che sono qua davanti alla chiesa perché non possiamo fare l'evento poi. Va bene? Prego. Grazie signore. Grazie signore. Gianna sosteneva le desillusioni. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non se che il minuto per fare l'amore con te. E viva la vita, la gente diverte, comincia un mondo diverso, non faccio l'intento, viva l'età, ah ah! Gianna festeggiava con Vicky Marione. Gianna ci prendeva col salario dall'inflazione. Gianna non cercava stagioni o UFO. Gianna prende tutto il gestionale per il raccupo. Cos'è? E viva la vita, la gente diverte, comincia un mondo diverso, la passo l'intesto, mi viva l'età, ah ah hey! Ma dove vai? Vieni qua, dove stai? Dove va così te va? Di chi sei? Non che vuoi? Dove va così te va? Di chi sei? Non che vuoi? Dove va così te va? Montala, vieni qua, chi la prende, chi la dà? Dove sei? Dove sta? Quanti sempre fatti un po'? Di chi sei? Non che vuoi? Dove va così te va? Montala, vieni qua, chi la prende, chi la dà? Dove sei? Dove sta? Quanti sempre fatti un po'? Di chi sei? Il dottore non che va. Allora, signore e signori, presentiamo Alice, presentiamo a Marisa, presentiamo a Piera, presentiamo anche Ilenia, presentiamo anche Alfonso, Rosario, Marina, Nino, Alfonso chitarrista. E io, grazie a tutti, e Gaetano, Noemi, grazie a tutti, io sono l'assistente che lo siamo titolari, grazie alla Manuta. Signore e signori, grazie a tutti, ringraziamo tutti per l'ospitalità. Il Free Fly di Novara. E poi sentiamo anche il amico. Grazie ragazzi! E adesso tutti giù! Vivo Fly!
sosteneva